è il momento in cui, se ci sono delle domande, delle cose che volete chiedere dal pubblico, potete chiedere. Io credo che alcuni spunti interessanti siano già stati forniti e sulla figura di Lina Merlin, sull'eredità che lei ci ha lasciato, sull'eredità che adesso ci è consegnata anche da suo nipote, e sulla responsabilità che tutti noi cittadini abbiamo, perché in realtà questo, a volte alcuni mi hanno fermato per strada dicendo: fate una cosa per le donne stasera, fate un bel incontro per le donne stasera. No, veramente non facciamo un incontro per le donne stasera, ma per ricordare una delle madri costituenti. Come giustamente diceva Valeria Fedeli, partire a rimuovere la prima delle discriminazioni aiuta molto poi nel rimuovere le altre, e su quelle siamo ancora molto lontani. E non è vero, come a volte si sente dire, che quella discriminazione non c'è più, la vediamo solo noi donne, ma perché in realtà non c'è, no? Questa cosa si dice molto, no, lo dicono anche le donne, a volte l'avranno detto anche a te, ma no, non è vero, non vi lamentate. Cominciamo a scriverlo nero su bianco. Anch'io sono molto felice che in questa riforma costituzionale sia scritto nero su bianco, perché la rappresentanza politica è una rappresentanza importante e bisogna partire anche da là. Si diceva ieri sera, appunto, anche e apprezzo questa cosa che ha detto anche Valeria, con Gennaro Migliore, di quanto la legalità si ottenga anche attraverso la cultura, quindi incominciamo a insegnare il diritto. Ah sì, uno dei dati che abbiamo scoperto ieri sera è che tra le 54.000 persone che ci sono in carcere in Italia, il numero di donne che è in carcere, non ve lo faccio indovinare perché è difficile da chiedere, comunque ve lo dico io, è 2200, tanto per capirsi, insomma. Quindi la cultura poi del diritto, la cultura della Carta fondamentale, che è vero che è la Costituzione più bella del mondo, proprio per quei principi fondamentali che in questa riforma non vengono toccati e che sono frutto dell'insegnamento di tutte le Lina Merlin e di tutti i Lina Merlin che sono passati per di là. Ci sono delle domande dal pubblico, altrimenti io libererei i nostri relatori. Chiederei semplicemente a Giovanni Zorzi, e vedo lì anche Sebastiano Sartoretto, colgo l'occasione per fargli le mie personali congratulazioni, perché ieri ha avuto un notevole successo nelle elezioni provinciali che, vabbè, sono andate così, ma lui ha avuto il riconoscimento che meritava come consigliere provinciale. Giovanni, vuoi dire tu due parole? Anche perché sei tra i pochi uomini presenti e io in realtà ci terrei anche a dire che, sì, ti prego, che se le donne democratiche a Castelfranco hanno uno spazio è anche perché il nostro segretario precedente e Claudio Beltramello, che questa sera non c'è per impegni di lavoro, ma che vi saluta tutti, in particolare te, a dire la verità, e il nostro segretario attuale di circolo, Giovanni Zorzi, credono molto anche in questa cosa e nell'equilibrio di genere. Diciamo che Giovanni poi tra l'altro si è scelto una segreteria tutta femminile, Valeria, quindi ha dato una sensazione buona, insomma. Se ti posso chiedere due parole, te le chiedo con quel microfono là che forse è più vicino a te. Ti ringrazio. Sì, buonasera a tutti. A nome del Circolo del Partito Democratico di Castelfranco ringrazio ovviamente il vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, la senatrice Laura Puppato, il comitato Lina Merlin e soprattutto le donne democratiche della Castellana, per averci dato l'opportunità questa sera di ricordare Lina Merlin, una figura di grande significato per la
della nostra storia repubblicana. E una donna che al pari, appunto, si è detto, delle altre sue 20 colleghe in Assemblea Costituente e altre donne di rilievo, come la già citata nostra concittadina Tina Anselmi, ha dato uno straordinario contributo alla crescita democratica del nostro Paese, portando avanti quei valori a cui umilmente, anche come Partito Democratico, e lo rivendico con orgoglio, tendiamo ad ispirarci nel nostro agire politico quotidiano, con difficoltà a volte, ma senz'altro con determinazione. Però al di là abbiamo citato Lina Merlin, abbiamo citato Tina Anselmi, possiamo anche citare i nomi di alcune delle 21 madri costituenti, penso a Nilde Iotti, penso a Rita Montagnana, altre donne che hanno fatto la storia del nostro paese, Ada Gobetti. Sono donne che hanno biografie note. A me piace ricordare anche donne i cui nomi non sono riportati nei libri di storia, icone che hanno in qualche maniera rappresentato questo percorso verso una società più civile, più democratica, più libera. Penso tra tutte a quell'immagine che è comparsa, questa giovane donna immortalata nella prima pagina del Corriere della Sera il 3 giugno del 1946, con questo suo volto luminoso e sorridente, con quello sguardo colmo di speranze. Sarebbe molto bello, e questa sera secondo me si è fatto, se ci avvicinassimo con la giusta responsabilità e anche con la giusta pacatezza al passaggio referendario, visto che parliamo di referendum, no? La giovane donna era l'indomani del referendum in cui gli italiani erano stati chiamati a decidere tra Repubblica e monarchia. Se ci avvicinassimo a questa tappa referendaria con quello stesso piglio, no? Luminoso, sorridente, di fiducia di quella giovane donna. Lungi da me mettere ovviamente sullo stesso tavolo, sullo stesso piano, i due referendum. Guardate bene, a me non interessa assolutamente fare la battaglia di civiltà tra sopravvivenza e apocalisse, come sembra adesso. Mi interessa entrare nel merito della riforma costituzionale. Sappiamo che non è una riforma perfetta, che ha delle incongruenze senz'altro, però è una tappa fondamentale di quel percorso di crescita democratica a cui ha contribuito Lina Merlin, e nel perfetto stile, nello spirito compiuto dei padri e delle madri costituenti. Dico questo perché parlo soprattutto per quelli che non apprezzano, comunque che hanno diffidenza verso questa riforma, quindi quelli che probabilmente voteranno no a fine novembre, ci dicono la Costituzione più bella del mondo non va toccata. Io sono convinto che la nostra è la Costituzione più bella del mondo, e proprio perché è la più bella del mondo dobbiamo essere talmente innamorati da non solo preservarla, ma addirittura da mantenerla in vita, da darle futuro. Perché questo vuol dire rispondere allo spirito, no, dei padri e delle madri costituenti. Quando si riunirono in aula e iniziarono a ragionare su quale Costituzione fare, loro non pensavano, questo sono convinto, di concepire una Costituzione come una specie di simulacro da venerare nel segreto di un tempio. Loro pensavano a una Costituzione moderna, per una Repubblica moderna, quindi uno strumento vivo di cambiamento al servizio dello sviluppo progressivo, democratico del Paese. Ed è con questo piglio che noi dobbiamo affrontare appunto una tappa, non, ripeto, il momento cardine, ma una tappa di questo inesorabile, progressivo e direi incrementale percorso di crescita democratica del nostro Paese. Concludo con una citazione stata proprio a questo riguardo, è stata menzionata da un mio amico, un professore di Venezia, la settimana scorsa, dopo lo scambio che c'è stato alla Festa Unità di Bologna tra il presidente Smuraglia dell'ANPI e Matteo Renzi. E ha citato questo professore di Venezia uno scrittore israeliano, Amos Oz, e dice non siamo gli eredi di un museo e non siamo venuti al mondo per togliere con pazienza la polvere da un oggetto o per lucidare le vetrine. Non esistiamo solo per preservare la tradizione dei padri o i miracoli della natura, ricordi dell'infanzia o oggetti di culto, pena le nostre vite diventino vite dedicate al ritualismo puro. Il mondo non è museo, non lo è neanche la natura e non lo è neanche la cultura. È permesso toccare, smuovere, avvicinare, allontanare, cambiare ed imprimere il nostro essere. Tocca la pietra, tocca ciò che è vivo, tocca gli altri esseri umani. Ecco,
Con questo invito a non solo custodire, ma a dare vita allo spirito del passato e ai contributi come quelli di Nina Merlin, io invito presenti, ma sarà questo il grande impegno del Partito Democratico nei prossimi mesi, a votare sì per dire sì al futuro. Grazie. Questa lotta contro la discriminazione che ieri ci ha visto perdenti in provincia, perché la campagna elettorale in provincia era proprio sulla discriminazione, e questa campagna invece no, ma non era neanche quello, ma il programma elettorale del presidente della provincia di Treviso era sulla discriminazione. Facciamo di più discriminazione per tutti, mettiamola così, sì. Chissà che questa battaglia continui. Vi ringrazio e vi auguro buona serata e grazie di essere stati con noi.